Siamo in collegamento con Gina Cuciniello, 25enne goriziana, che il nostro giornale ha già raccontato attraverso un'intervista. Intanto buongiorno Gina. Buongiorno, buongiorno. Ecco, grazie per questa opportunità che ci dai. Noi abbiamo raccontato nel nostro QDP News, che è questo giornale, come tu ben sai, del quartiere del Piave, abbiamo raccontato quella che è stata la tua esperienza. Tu ti sei laureata in pieno periodo di lockdown con una tesi all'Università Scaligera, quindi a Verona, tesi magistrale, enoturismo e media, il profilo dell'enoturista e le strategie di comunicazione per coinvolgerlo. Noi ti abbiamo coinvolto a nostra volta perché tu ami questo territorio, ami il quartiere del Piave, hai studiato anche la storia del Piave. Ecco, io ti chiedo proprio perché ti sei interessata a noi. Perché sono un amante della storia fondamentalmente, sono sempre stata interessata a tutta quella che è la storia del Friuli, perché credo che specialmente poi in questo periodo ho riflettuto molto su quello che è stato il passato e quindi guardare al passato per puntare anche a un futuro e di conseguenza ogni tanto comunque mi piace riimmergermi in quelli che sono i territori, ad esempio essendo qua a Gorizia ogni tanto vado sul Carso, magari a volte nel silenzio e poi proprio in questi momenti mi escono anche magari delle idee e di conseguenza sì, degli stimoli ulteriori. Quindi credo che il Piave quindi sarà la mia prossima meta proprio per immergermi ancora meglio nel territorio e capire, scoprire, toccare con mano, diciamo così, quelli che possono essere appunto i punti di forza di un territorio che secondo me ha bisogno ancora di più di valorizzazione. Bisogna puntare proprio ad amare il proprio territorio, esattamente. Ecco, tu hai parlato di punti di forza rispetto a quello che hai studiato. Tu sai che circa un anno fa questo territorio è stato insignito di un importante riconoscimento, quello di patrimonio dell'umanità per le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ecco, dopo il lockdown che ci ha tenuti a casa così tanto e che non ci ha permesso di vedere arrivare l'ondata di turisti che tutti si aspettavano in queste terre, come possiamo ripartire partendo proprio dai media e dalla comunicazione? Qual è la tua strategia? Innanzitutto quello che farei io è uno studio approfondito di quello che è il mercato e di quelle che in gergo tecnico si chiamano buyer personas, ovvero quei clienti che potenzialmente sono ancora più interessati a venire in quel territorio e in questo modo quindi entrando nella loro testa, perché questo è quello che bisogna fare, offrire delle soluzioni per i loro bisogni, aspettative. Quindi di conseguenza quello che io farei in quel territorio è di poter dare alle persone la possibilità di rimergersi in un territorio appunto riconosciuto a livello universale, quindi come UNESCO, e la possibilità di respirare aria pulita al territorio, quello che Donatella Cinelle Colombini, che è quindi la madre del movimento del turismo, specialmente lei ovviamente nel mondo vitivinicolo, chiama terapia del paesaggio, quindi riappropriarsi della natura, dell'aria pulita, delle bellezze e anche quindi della storia e di tutti i prodotti che sono legati a quel territorio. Ecco, i nostri amministratori di alcuni comuni dell'Alta Marca Trevigiano hanno avuto questa intuizione, quella addirittura di estendere i plateatici nei centri storici dei bar, no, ovviamente, e dei ristoranti, nei centri storici dei nostri paesi, ma anche quella di dire a viticoltori, titolari di agriturismi, di mettere i loro tavolini tra i filari. Ecco, questa secondo te a livello di marketing può essere una cosa interessante? L'hai vista solo qui o anche in altri contesti che hai studiato? Sicuramente è una delle soluzioni che vengono proposte da numerose cantine, ad esempio la cena tra i vigneti, piuttosto che ad esempio fanno anche lo yoga tra i vigneti, ad esempio. Quindi è una soluzione assolutamente valida. Magari quello che farei io è spingere un po' di più, andare un po' oltre, provare a immaginarsi qualcosa di più. Ad esempio, se pensiamo a un cliente tipo una famiglia, ci saranno gli adulti ma anche i bambini e di conseguenza bisognerebbe pensare a un qualcosa di comunque da personalizzare a quella determinata famiglia. Ecco, in questo territorio noi abbiamo ovviamente un paesaggio unico straordinario, un prodotto d'eccellenza, ma possono bastare questi due aspetti o bisogna alzare un po' l'asticella della proposta culturale, enogastronomica e anche ricettiva?
Secondo me il cuore è proprio concentrarsi sul marketing e sulla comunicazione, nel senso che proprio nella mia tesi ho affrontato questo Mm. discorso. Sarebbe interessante, quando io sono andata a cercare Prosecco UNESCO, che è una delle ricerche che magari una persona comune fa, ho trovato tantissimi, i primi risultati sono tutti ad esempio siti comunque di promozione turistica piuttosto che uffici sempre di promozione, quindi se io ad esempio avessi trovato tra i risultati il blog di una cantina, mi sarei andata a guardare comunque tutto quello che la cantina diceva relativamente ad esempio al patrimonio UNESCO e magari sarei andata a esplorare di più la zona, mi sarebbe magari Quindi secondo te manca accresciuto. questo aspetto? Non ne hai trovati di blog eh, particolari? Esattamente no, Mm. purtroppo no. E quindi è proprio, cioè si sottovalutano magari certe cose, no? Come ad esempio proprio la comunicazione, però anche scrivere formare, costituire tutto un sito, c'è bisogno comunque di esperti, ad esempio tutto quello che riguarda la SEO e determinati elementi che solo chi magari è esperto di comunicazione riesce a risolvere, no? E quindi appunto un turista è più propenso magari poi a scegliere il posto, intendo per dormire o comunque per alloggiare o ad andare, dove ha trovato le informazioni di cui aveva bisogno, perché E penserà, "Ah, quella è la cantina dove ho trovato." certo, nella parte finale dell'intervista, perché siamo arrivati alla fine, volevo chiederti quella che è la tua tesi, no? L'aspetto più innovativo del lavoro che tu hai presentato a Verona, qual è? E se riesci a ricollegarlo un po' anche al nostro territorio. Ma sicuramente l'aspetto innovativo è stato l'utilizzo di una piattaforma che ho utilizzato proprio da parte di un'azienda veronese, la Maxphone, la piattaforma social meter che aiuta a utilizzare, ad analizzare tutto il parlato, tutto quindi quello che si dice nel web da parte degli utenti. Di conseguenza si riesce ad avere un monitoraggio immediato e costante di tutto quello che viene detto, che ha ovviamente diverse soluzioni, quindi se qualcuno magari sta parlando male di te è giusto che tu lo sappia nello stesso momento in cui accade, in modo da poter rispondere, oppure tutti quelli che possono essere i discorsi che fanno i tuoi stessi clienti all'interno del web, ad esempio una recensione piuttosto che magari un commento, e questo sicuramente aiuta comunque tutte le aziende dal punto di vista della comunicazione, e questo potrebbe essere un ulteriore incentivo, comunque strumento che comunque le aziende che si trovano nel vostro territorio possono utilizzare a maggior ragione, essendo, come abbiamo detto, appunto in un patrimonio così importante. Quindi la comunicazione è fondamentale, unita ovviamente a una giusta strategia di marketing. Perfetto, allora penso che lo step che ci manchi è quello che tu venga qui a trovarci nelle colline UNESCO, quindi l'invito da parte della Ah, redazione di certo. QDP News è proprio questa e noi ti ringraziamo insomma per questa intervista che ci hai concesso. Grazie, grazie mille a voi, grazie. Grazie, buona giornata.